Abbiamo cercato di creare una stanza proprio di una casa che abbia l'accoglienza di ciascuno di noi. Ci sono le tazzine di porcellana decorate, i bicchieri in cristallo, una macchina da cucire, magliette, gonne, tavoli e credenze. Sono gli oggetti esposti in tesori di scarto, nuova vita alle cose, il mercatino di manufatti e vestiti recuperati dal guardaroba e dal magazzino cittadino ed esposti nella sala Baldassare del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Abbiamo pensato a un progetto di recupero di mobili e dei vestiti del guardaroba cittadino che non vengono utilizzati o che pure che sono proprio belli, oppure anche ai tessuti dei vestiti che non vengono utilizzati e quindi farli diventare qualcos'altro, quindi trovare un altro senso alle cose, oppure nelle cose che vengono scartate vedere la cosa bella che c'è e che può diventare. Il mercatino resterà aperto fino al 4 di agosto, tutti i giorni dalle 16 alle 18:30, il venerdì, il sabato e la domenica apertura anche al mattino dalle 9:30 alle 12:30. Un'iniziativa a cura del guardaroba cittadino e della cooperativa Nabot. Il ricavato della vendita degli oggetti andrà a favore dei progetti della Caritas diocesana di Chiavari. I fondi utilizzati saranno destinati a tutti i progetti che ha in corso la Caritas in questo momento. Vediamo esposti anche dei mobili, sono tutti quelli presenti a disposizione o ce ne sono degli altri? Ci sono altri mobili a disposizione, questi sono quelli che abbiamo scelto, ma c'è la possibilità di vederne altri e poterli anche acquistare nel magazzino dei mobili, è accanto alla sala dove in questo momento c'è la mostra ed è visitabile il venerdì dalle 3:30 alle 5:30.